Siamo in compagnia di Maurizio Baglini, il secondo interprete della grande stagione organizzata a Sassari dalla Cooperativa Teatro Musica, intitolata proprio I grandi interpreti della musica classica, un programma, come abbiamo già detto, ardimentoso per un pianista. Si tratta dei 12 studi trascendentali di Franz Liszt in occasione del bicentenario della nascita di questo grande autore. La storia di questo straordinario musicista eclettico che nella seconda metà dell'Ottocento ha dato il via a quello che si può considerare il concertismo moderno. Liszt forse inventa il concertismo, il concerto per così pianoforte, come oggi lo intendiamo. Inventa il recital e fra l'altro sposa sacro e profano. Queste sono due sfaccettature che lui durante tutta la vita ha proposto in quanto essere umano, nel senso prende i voti da abate, però poi c'ha la fuga d'amore con la Maria da Gula e chiede l'annullamento del matrimonio. Un po' inquietante adesso... come personaggio, un po' inquietante, anche alla figura, anche sì, fisicamente, questa immagine che ci abbiamo. Legato a Paganini, io stasera eseguirò anche la famosa campanella, no, di Paganini, trascritta a Liszt, quindi il patto col diavolo non l'aveva fatto solo Paganini, ma si dice anche di Liszt, perché queste capacità sovrannaturali. E quindi, per dire, a Paganini era stata negata la sepoltura in terra cristiana, insomma, col rito così, e Liszt era visto così dai pettegoli un po' come una figura ambigua. Dice, ma come, è religioso, scrive le armonie poetiche religiose e poi tradisce la moglie e fa un figlio con un'altra, eccetera. Il vecchio no? gossip, C'era, diciamo, altro che bunga bunga, insomma. Vabbè, non trascendiamo. Non trascendiamo, no, però no, devo dire che poi era fatto con contenuti ben più elevati. Vabbè, ascolta. Però quello che è importante nella celebrazione dal bicentenario dalla nascita, insomma, è capire come mai questo tipo di musica esiste ancora e ha avuto successo per 2 secoli e perché oggi invece ci sia una consumazione in tempi molto rapidi, no, di contenuti più semplici che poi non rimangono nella memoria collettiva, perché oggi, ecco, Barenboim, dicevo prima, ha creato l'orchestra israelo-palestinese, operazione sublime da tutti i punti di vista, anche mediatica. Ecco, però il problema è che ci si ricorda magari di quello più che del contenuto intrinseco di ciò che è il genio di Barenboim, che è un musicista. Ha fatto una bellissima completo. trasmissione televisiva, Per esempio, insieme a Claudio Abbado. Però Liszt la televisione e internet non ce l'aveva e usava i mezzi che aveva, no? Che erano quelli di dire, vabbè, vado in giro in carrozza, propongo e fra l'altro generosissimo, perché grazie a Liszt sono state riscoperte le musiche di molti altri, cioè Schubert in fondo ha avuto successo quando Liszt gli ha trascritto i leader. L'Ave Maria, che poi è quella di Walter Scott, no? Cioè, l'Ave Maria di Schubert, però in quanto lead è diventato celebre perché Liszt ne ha fatto una trascrizione per pianoforte, quindi era un po' il jukebox dell'epoca Liszt. La hit parade. La hit parade, andava in giro con uno strumento solo e proponeva tutto. Io ho avuto anche il privilegio di, in previsione anche di questa celebrazione Liszt, registrare la 9ª sinfonia di Beethoven per pianoforte solo, perché Liszt ha trasformato quella che è la sinfonia più rivoluzionaria nella storia della musica, destinata a grande orchestra, 4 voci soliste, coro al completo, l'ha messa sotto 10 dita. Quindi vuol dire che l'intelletto e la fisicità e il suo rapporto con il pianoforte andavano ben al di là di un fattore tecnico, che c'era un processo anche intellettuale molto vasto. Parliamo di te. Tu a Sassari non è la prima volta che vieni, anzi, hai un rapporto, diciamo, anche col conservatorio intenso e pieno di feconda attività. Mi hanno raccontato un po' questo aneddoto, stavi facendo il corso di perfezionamento, ti chiamano da Roma per fare un concerto a Santa Cecilia, che è l'istituzione nazionale più importante, e tu dici sì, va bene, ok, con un programma che era impegnativo, i 12 qua, studi trascendentali. dici va bene, 10 minuti me li guardo e poi li eseguo. Sì, dunque intanto Sassari, e questo ci tengo a dirlo, non è una captatio benevolenze. Io ho avuto, per ragioni così che adesso non sto a spiegare, ma di amicizia, di contatti personali, una proposta di venire a fare una masterclass, e ho trovato
che Sassari è proprio, non parlo poi della Sardegna che è il posto forse più bello del mondo, insomma, no? Vabbè, questo lo sappiamo, ma una realtà assolutamente felice. Non dico che siano tutti geni i ragazzi o tutti grandi talenti, però c'è una ricettività e una motivazione che altrove non ho trovato. Adesso poi non so se dipenda da fattori geografici, l'isolamento a volte fa bene, no? Magari, insomma. Però ho visto delle cose che mi hanno poi spinto a tornare. L'anno scorso è capitato che era l'anno Chopin, però Santa Cecilia aveva già cominciato le maratone list che si sono concluse poi quest'anno. Io avrei dovuto suonare solo quest'anno, un mio collega si fa male, doveva suonare i 12 trascendentali, io avevo appena realizzato il disco dei trascendentali, però ero qua a Sassari per 4 giorni di full immersion in Chopin, avevo eseguito tutti gli studi di Chopin, stavo facendo una masterclass con gli studi di Chopin, e quindi ho detto, vabbè, sì, io vengo anche, però non è che posso piantare il rapporto qua col conservatorio, partire prima, cioè devo finire la mia impegno, diciamo, che ho preso, esatto, anche se non è, diciamo, di carattere e poi, eccezionale no, dal punto di vista artistico, voglio dire. È stato eccezionale perché poi gli studi di Chopin per troppi anni sono stati ignorati dai programmi ministeriali. Adesso con questi nuovi ordinamenti io non ci capisco molto perché non credo che siano, però sono tecnicismi, però gli studi di Chopin sono la magna carta dei pianisti e fa piacere vedere che in fase di studio un conservatorio decida di affrontarli anche se non sono previsti dai programmi, no? Certo. E questo è stato un fattore, poi è meritevole da parte del conservatorio di decidere questa cosa, però io ero proprio concentrato su altre cose. Ho detto 10 minuti me le guardo, ho saltato la pausa pranzo e... Sì. Ha fatto impressione questa cosa. Questa cosa ha fatto impressione, spero che quindi stasera vengano, anzi perché poi ci fu un capannello, no, piano piano io feci una prova pubblica destinata a 2 amici, due persone insomma che erano poi fra l'altro un nostro collega, Andrea Ivaldi, dico me li ascolti un attimo, vedi se mi segui con la parte, lui si mette lì, guarda che sia tutto a posto prima che io dica sì a Santa Cecilia, e sono arrivati tutti però. Hai passato questo esame. Passato l'esame, quindi spero che stasera, che sono venuto apposta invece per fare liste di trascendentali, abbiano voglia di venirli a sentire in senso ufficiale. Devi fare liste, non c'è niente da fare. Stasera sì. Chopin l'abbiamo fatto l'anno scorso.